Giulia Cecchettin, presente anche il padre Gino. La sentenza, dolore che si aggiunge a dolore, sogno un anno, a femminicidi zero, dice. È stato ritrovato questa mattina sul Neve Galli il corpo di Luca Andriolo, escursionista 59enne veneziano ma trasferitosi nel Bellunese, di cui si erano perse le tracce. Disposta l'autopsia e gli esami tossicologici sul cadavere di Alessio Milan, residente a Peseggia di Scorzè, scomparso e trovato morto in mare a Grignano. La sua morte rimane avvolta nel mistero. Se le zone rosse servono a far migrare la criminalità, ben vengano. Cerchiamo di modulare gli interventi in relazione alla situazione, così il prefetto di Venezia sulla sicurezza in città. Contro la movida molesta la proposta dei commercianti di via Mannina Mestre, chiudere in anticipo l'attività e autotassarsi per far presidiari locali dalla Guardia Giurata. Lo sport, il basket a Tagliercio, le finali della Royal School Cup tra giovani promesse, passione e veterani, special guest il CT della Nazionale Pozzecco. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque con le notizie. A Padova la consegna di un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, presente anche il papà Gino Cecchettin e lo zio Andrea Camerotto. Le motivazioni della sentenza per papà Gino, dolore che si aggiunge a dolore. Vediamo il servizio. Dolore su dolore, perché insomma non ci si aspettano certi tipi di motivazione, però ecco, oggi siamo qua per un altro motivo e quindi vorrei rivolgere sempre in positivo e cercare di guardare, diciamo, al lato proattivo del tutto. È il premio di laurea di Coldiretti in memoria di Giulia Cecchettin, l'occasione per papà Gino per parlare delle motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta lo scorso 3 dicembre, non riconoscendo però le aggravanti di stalking e crudeltà. Se papà Gino conserva l'estrema pacatezza che conosciamo, più diretto è lo zio Andrea Camerotto, presente perché socio di Coldiretti. L'ho scritto 76 coltellate anziché 75. Non sono in grado di giudicare chi lo fa per lavoro, chi ha studiato per dare queste motivazioni. Non ne ho le competenze. Ma sono cose che fanno veramente male. Mi chiedo se con un tipo di linguaggio del genere si possa dire che da domani lui sarà esperto, visto che nella prima occasione era inesperto, inadeguato, nella seconda occasione dovesse esserci, e speriamo di no, possa essere esperto. La ferita sanguina ancora e se la giustizia prosegue il suo corso, ci sono infatti 45 giorni di tempo perché la difesa o la pubblica accusa possano ricorrere in appello contro la sentenza che altrimenti diventerà definitiva, continua anche il lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, alla quale papà Gino sta dedicando ogni energia, sperando dal prossimo anno di portare l'educazione affettiva nelle scuole. Una ferita che si riapre anche parlando di laurea. Oggi ne ho viste tantissime lauree, in particolar modo ovviamente non posso non essere triste per quel momento che ci è stato negato, e quindi, però è anche giusto festeggiare la laurea di altre ragazze e sono felice di festeggiare con loro. Un sogno da vedere realizzato. Parlavo proprio con gli studenti poco fa e dobbiamo avere sogni. Il mio è quello di arrivare al 31 dicembre quando la conta di quei femminicidi è ancora zero, ma anche un sogno di poter realizzare la felicità dei miei figli. La cronaca: è stato ritrovato questa mattina il corpo dell'escursionista 59enne residente nel Bellunese e di cui si erano perse le tracce sul Neve Galli, e i familiari avevano denunciato la scomparsa una decina di giorni fa. Purtroppo hanno trovato la persona. Può raccontarci un po' lo svolgimento dell'operazione, come si è arrivato a individuarlo? Allora, innanzitutto è stata trovata la macchina al sentiero di accesso per il Monte Sperone, presso il parcheggio. Successivamente, con un sorvolo che è stato fatto con l'elicottero dell'Air Service, abbiamo trovato in cima alla croce di Susin la sua firma, la firma purtroppo dell'escursionista, che era arrivato il 1° di aprile. A individuare in un canalone, circa 100 metri sotto la croce di Susin, verso la croce di Marassa,
Il corpo di Luca Andriolo, il 59enne veneziano di nascita ma bellunese di adozione, è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia. La montagna che amava lo ha tradito. La discesa dalla croce di Susin gli è stata fatale. A fare la segnalazione della scomparsa la sorella Doretta, che abita a Preganziolo e che aveva pubblicato un appello su Facebook. Dopo 10 giorni senza notizie, che si trattasse di un allontanamento volontario è stato escluso quando i carabinieri hanno rinvenuto la sua auto parcheggiata all'inizio del sentiero per il Monte Sperone. Da quel momento sono state avviate le operazioni di ricerca che hanno coinvolto oltre 20 vigili del fuoco, unità cinofile e volontari, oltre al personale del soccorso alpino, anche della Guardia di Finanza. La salma è stata individuata una cinquantina di metri sotto il sentiero, con copertura del corpo da parte di foglie, il che ci fa pensare in effetti che lui sia caduto da più giorni. I familiari sono stati tenuti in caserma, lontani dal luogo del ritrovamento. L'equipaggio dell'elicottero Drago ha proceduto al recupero della salma, che poi è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati disposti autopsia ed esami tossicologici sul cadavere di Alessio Milan, il trentenne originario di Mogliano e residente a Peseggia, trovato morto in mare a Grignano nel Golfo di Trieste ieri mattina. La sua morte rimane ancora avvolta nel mistero. E del trevigiano Alessio Milan, il cadavere scoperto ieri mattina nelle acque a largo di Grignano, all'altezza di una boa che delimita la riserva marina protetta di Miramare. Il corpo, segnalato alle 7:30, è stato recuperato e identificato grazie al pronto intervento di una motovedetta dei Vigili del Fuoco, coadiuvata dagli uomini della Capitaneria di Porto. Le prime indagini affidate alla polizia non hanno però ancora permesso di chiarire esattamente le cause della morte. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza e pare che il decesso risalga solo ad alcune ore prima del rinvenimento in mare. La polizia locale ha trovato l'auto di Alessio Milan all'altezza del bivio lungo Viale Miramare sulla costiera triestina. All'interno dell'Alfa Romeo Mito di colore nero sono state trovate e poi repertate dalla squadra mobile di Trieste sostanze stupefacenti e farmaci, a quanto filtra tranquillanti. Considerando tutto il quadro dei fatti, il pubblico ministero Federica Riolino ha disposto autopsia e test tossicologici per chiarire la dinamica della morte ed escludere l'intervento di terzi. La scomparsa del trentenne non era stata denunciata e al momento non sono stati trovati elementi chiari che facciano ricondurre la tragedia a un gesto volontario. Nessun biglietto né messaggi a familiari o amici. Resta quindi il mistero su quanto accaduto. Verranno scandagliati anche i dati dello smartphone rinvenuto dalle forze di polizia. Siamo a Venezia, ha parlato il prefetto in termini di sicurezza in città e zone rosse, su cui ha detto: se servono a spostare la criminalità, allora ben vengano. Sulle zone rosse vorrei fare un ragionamento anche con gli organi di informazione, nel senso che noi cerchiamo di modulare gli interventi in relazione alle situazioni. Così il prefetto di Venezia sull'adozione delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza in zone particolarmente sensibili della città, perché considerate problematiche sotto questo punto di vista. Non è escluso quindi anche via Palazzo possa presto diventare una nuova zona rossa di Mestre. Diceva giustamente il Ministro dell'Interno: avete fatto la zona rossa e poi si spostano. Beh, abbiamo già ottenuto qualcosa, nel senso che li abbiamo individuati. L'altra cosa che dico è: li individuiamo tutti, sappiamo tutti chi sono e questo ci consente di avere una situazione concreta di quella che è la realtà del nostro territorio. Il nuovo volto di Mestre è quello dunque di una grande zona rossa diffusa e che si estende a macchia di leopardo. Questo è molto importante, cioè non pensate che le zone rosse fatte a macchia di leopardo siano fatte così in maniera estemporanea, servono, ottengono dei risultati. Linea dura del prefetto, in particolare verso chi già con precedenti, maggiorenne o minorenne che sia, non è in linea con le norme previste in città e tiene all'opposto comportamenti aggressivi, molesti se non minacciosi. E quindi ben vengano le zone rosse e soprattutto ben vengano dei comportamenti sempre più plausibili da parte delle persone che devono stare sul nostro territorio rispettando le leggi.
Chiusura anticipata e guardia giurata è la ricetta di alcuni gestori di locali in via Palazzo a Mestre per far fronte a schiamazzi, risse divenuti sempre più frequenti. Dopo certi orari, quando la gente magari ha bevuto un po' di più, cominciano a alzare il volume, alzare la voce e a volte succede qualche volta che cominciano a spintonarsi anche fra amici, nel senso da lì magari può cominciare la rissa, che è la cosa che si vuole evitare, perché appunto vogliamo tutti che via Palazzo torni a essere via Palazzo che era e che deve essere appunto il salotto di Mestre. Per questo i due titolari della vinosteria Docchi in via Palazzo a Mestre, anche dopo la denuncia di alcuni residenti svegliati in piena notte dagli schiamazzi, hanno deciso di correre ai ripari, anche rimettendoci di tasca propria per il bene comune. Abbiamo deciso di fare un anticipo diciamo di chiusura, invece delle 2 chiudiamo all'1 e poi cercare di mettere un po' di sicurezza, ecco, mettere una guardia insomma che guardi i ragazzi, insomma i plateatici. Siamo autopuniti sostanzialmente, è una delle ore migliori in cui si guadagna di più, però dobbiamo far capire appunto ai nostri clienti che chi viene da noi specialmente non deve fare cazzate. All'iniziativa di Diego e Andrea si uniranno altri commercianti anche per dividere i costi della guardia giurata che controlli la zona. Azione apprezzata e condivisa dai residenti con cui si lavora in sinergia. Nessuno vuole far chiudere i locali, nessuno vuole punirli, a meno che non ci siano delle problematiche. Però gli schiamazzi sono una cosa e quello che è successo è un'altra cosa. Quando ci sono risse e delle cose molto più gravi, diciamo che tutti si preoccupano. Da qui un messaggio all'amministrazione. Volevo chiedere anche comunque all'amministrazione di supportarci, nel senso che gli passaggi con la polizia locale piuttosto che la polizia oppure la finanza la sera sono utilissimi. È stato un momento unico quello vissuto dal Venezia Football Club che ha visitato la Basilica di San Marco e il campanile. La squadra è stata poi accolta dal patriarca e dal proto della Basilica. In attesa di affrontare il Monza sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, il Venezia Football Club ha vissuto un momento unico ed emozionante. Tutta la squadra ha visitato la Basilica di San Marco e il suo campanile, un'iniziativa fortemente voluta dal direttore sportivo del club Filippo Antonelli, che ha ribadito un legame speciale tra squadra e città. Giocatori, staff tecnico e dirigenti sono stati ricevuti dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia ad illustrare i tesori della Basilica. La magistrale guida del proto, architetto professore Mario Piana. La visita è stata possibile grazie alla Procuratoria di San Marco. Le lezioni non servono a nulla, i gesti, lo stile. Se quel campione a cui io vorrei assomigliare un giorno ha un atteggiamento che va oltre il gesto atletico, nel bene o nel male, però porto anche l'idea che quella persona a cui vorrei assomigliare, in quella circostanza in cui io avrei dato un calcio a chi era per terra, invece gli ha dato la mano per tirarlo su. Ringrazio veramente di questa ospitalità e di questa possibilità di far capire a questi ragazzi che cosa rappresentano. Prima di salire sul campanile, i canti veneziani di Lucio Bisutto hanno dato la carica ai giocatori. Viva le glorie! E ancora allo sport, il basket a Tagliercio, le finali della Rail School Cup tra giovani promesse, passione e i veterani special guest, il CT della Nazionale Pozzecco. Il Liceo Parini vince la 10ª edizione della Rayer School Cup, vittoria per 59-49 nella finale tutta mestrina contro il Liceo Stefanini, che si aggiudica quindi il secondo posto. È un progetto che mai visto in mia vita, in tutta la mia carriera, è un progetto che è bellissimo, vedi quanta gente giovane è qua, questo aiuta tanto per crescere pallacanestro e amore per pallacanestro. Al Palasport Tagliercio le finali della più importante competizione di basket a livello scolastico di tutta Italia, con coinvolto 64 scuole e circa 90.000 ragazzi tra le province di Venezia, Treviso e Padova.
Presenti oltre a centinaia tra ragazzi e ragazze dai vari istituti scolastici, le squadre Rogranata maschile e femminile al completo e il CT della nazionale Gianmarco Pozzecco. Ovviamente è una cosa fenomenale, io penso che sia una cosa che dovrebbe essere estesa a tutta Italia, credo che si possano imparare tantissime cose da questo. È davvero molto contento che la società crei e dia questa opportunità ai ragazzi delle scuole. La cosa più importante è che i bimbi abbiano una passione forte per qualcosa, poi in questo caso la pallacanestro ed è bellissimo. Sogni, passione e sacrificio, l'importanza del progetto nel contesto giovanile e uno sguardo già rivolto al futuro della competizione. Per noi rappresenta il fiore all'occhiello del nostro progetto perché rappresenta non solo l'aspetto sportivo ma anche sociale e culturale della manifestazione. È chiaro che dopo 10 anni si può sempre migliorare, cercheremo di aumentare se possibile il numero di squadre, cercare di trovare delle migliorie, ma ci stiamo già lavorando perché il nostro obiettivo è già guardare al 2026. E con questo per questa edizione è tutto. Subito dopo la sigla, come di consueto, le previsioni del tempo. Non mi resta che augurare una buona serata a tutti, arrivederci.